Siamo con Giancarlo Timballo, da poco gli è stato nuovamente conferito, anzi gli sono stati conferiti i tre coni della guida Gambero Rosso, insomma il riconoscimento del suo lavoro e della qualità del suo prodotto. Parliamo della gelateria Timballo di via Cividale e quindi gli chiediamo insomma, come si fa a restare così tanto a lungo sulla cresta dell'onda e qual è il segreto del suo gelato? Il segreto del mio gelato è la passione, naturalmente, prima di tutto, ma non basta avere passione, il nostro è un lavoro, un mestiere veramente molto complicato, scientifico, dobbiamo studiare, approfondire gli ingredienti, conoscerli molto bene perché la tecnica per fare una buona ricetta è quella di bilanciare, mettere assieme i vari ingredienti nel modo giusto. Non c'è niente lasciato al caso, è proprio frutto di anni e anni di lavoro, di studio e di approfondimento continuo. Io ancora dopo 30, ormai sono 37 anni quest'anno di gelateria, quando so che ho un corso di approfondimento che mi interessa continuo a farlo perché non abbiamo mai finito di imparare. E alla clientela piacciono di più i gusti tradizionali o i gusti quelli un po' più, diciamo, frutto di sperimentazione? Beh, come in tutto il mondo i gusti tradizionali sono quelli che vanno per la maggiore. Noi però ci siamo sempre diciamo, differenziati dai nostri colleghi perché io personalmente sono molto legato alla natura, stiamo facendo questo video e alle mie spalle c'è una bella fioritura di forsythia perché sono molto appassionato. Io quando chiudo il lunedì vado per prati, vado per boschi, raccolgo fiori, inizio a fare la stagione del gelato con i fiori con il tarassaco. Ma oggi proprio ho raccolto delle primule perché voglio sperimentare anche il gelato con le primule, probabilmente se andrà bene questi giorni lo assaggeremo. Per cui questo è veramente quello che ci differenzia, anche perché veramente andiamo a raccogliere noi in famiglia, e la raccolta è certosina, ci si impiega tanto tempo, è un prodotto che non si trova sul mercato, bisogna andare a reperirlo, costa fatica, ma insomma è un piacere perché i nostri clienti poi lo aspettano e noi siamo felici di proporglielo. Un'ultima cosa, quindi diciamo il gusto della primavera potrebbe essere quello con la primula e il gusto dell'estate? Sì, speriamo che la prima funzioni, sarà veramente un esperimento e adesso ce ne sono tantissime, per cui se funzionerà torneremo a raccoglierne ancora un poco. E in estate poi ci si sbizzarrisce veramente molto con la frutta estiva, per cui tutti i sorbetti fatti senza latte, con acqua, insomma arriveranno tutta la frutta di stagione, noi lavoriamo alla frutta di stagione. E per cui questo sarà il gusto vincente dell'estate, tutta la frutta sia in sorbetto che in ghiaccioli che sono molto apprezzati.